Si sblocca a distanza di quasi un anno dal rinvio a giudizio di 8 persone e la condanna nel fino non abbreviato di altre 4, il processo con rito ordinario scaturito dall'inchiesta sulla costruzione di un complesso di villette a ridosso della Scala dei Turchi di Realmonte. Sul banco degli imputati siedono l'ex sindaco di Realmonte Giuseppe Farrugia, 65 anni, nonché progettista della lottizzazione Comair, Cristoforo Giuseppe Sorrentino, 55 anni, tecnico dell'ufficio tecnico di Realmonte, responsabile del procedimento della lottizzazione. Daniele Manfredi, 58 anni, direttore dei lavori. Giovanni Farrugia, 62, direttore dei lavori per le opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione Comair. Vincenzo Caruso, 63 anni, dirigente del servizio per i beni paesaggistici della soprintendenza. Agostino Friscia, 66 anni, dirigente della soprintendenza. Calogero Carbone, 66 anni, dirigente della soprintendenza e l'architetto Giuseppe Vella, funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Realmonte. Le ipotesi di reato contestate vanno dall'abuso d'ufficio alla lottizzazione abusiva e anche alla violazione della normativa sull'edilizia. In aula i due testi, nominati dal pubblico ministero Antonella Pandolfi. Si tratta del maresciallo di polizia giudiziaria Francesco Di Giorgi e dell'architetto Luciano Montalbano, consulente di parte della procura. Il primo ha riferito alla Corte l'origine dell'indagine. Fui delegato, dice dall'allora procuratore aggiunto Ignazio Fonso, in seguito ad un esposto dell'ex assessore Mariella Lobello, che indicava l'imminente realizzazione di un complesso di villette a ridosso della Scala dei Turchi. Si trattava della costruzione di 52 villette, di un impianto sportivo e del rifacimento dello storico Casale Biondi, una costruzione preesistente. Ed ancora prosegue il test. Le nostre indagini si concentrarono su tutti i passaggi effettuati, da quello in Consiglio Comunale dell'ottobre 2008 alla convenzione stipulata nel dicembre dello stesso anno tra il Comune e la ditta Comair. Verificando le date di rilascio delle concessioni, confrontandole con il registro delle presenze del personale del Comune, scoprimmo che quelle del luglio 2012 e marzo 2013 furono firmate dal dirigente Vella, mentre lo stesso si trovava in congedo, nonostante fosse indicato in una nota sindacale il legittimo sostituto. Sequestrammo l'area, conclude il maresciallo, su provvedimento dell'autorità giudiziaria nel gennaio 2014. Dopo il maresciallo è stata la volta del consulente della procura, l'architetto Montalbano, che ha riferito tutti i tecnicismi legati ai vincoli a cui sarebbe stata sottoposta l'intera area. Effettuammo, racconta, un sopralluogo nel novembre 2013, quando le opere di urbanizzazione erano state parzialmente eseguite. Vi erano due fabbricati nei lotti 11 e 12 e posta la recinzione che delimitava l'area di costruzione. La norma regionale 78 del 1976 dice di fatto che la realizzazione di fabbricati di nuova costruzione sono vietati entro i 150 metri dalla battigia. Sull'area, prosegue, vige un vincolo paesaggistico di immodificabilità assoluta che di fatto vieta la costruzione di immobili fino all'approvazione del piano paesaggistico territoriale. Ad oggi il piano non è stato approvato ma soltanto adottato, il che vuol dire che è soggetto a modifiche in corso. Per me, ha concluso il consulente, il diniego all'approvazione è ancora valido.